Sono Rosanna, vi presento il mio campo di dimore della mia azienda che ha il mio stesso nome, Azienda Agricola Pallauro Rosanna. Ho avviato questa azienda 10 anni fa, dopo aver fatto altre esperienze lavorative, ma con nel sangue comunque sempre i piccoli frutti, perché ha sempre lavorato mia mamma ai piccoli frutti, io sono nata con i piccoli frutti e dopo averli lasciati per provare nuove esperienze sono ritornata e ho preso il posto di mia mamma, portando avanti l'azienda e anche integrando frutti che lei non coltivava, come le more. Ho aggiunto anche le fragole e ho continuato con i lamponi. Qui siamo a Sant'Orsola, un piccolo paesino della Valle dei Moccheni, vicino a Pergine in Trentino. In questa valle è praticamente dove è nata anche la cooperativa Sant'Orsola. Quasi tutti o un poco tanto hanno dei piccoli frutti, è praticamente un posto vocato proprio per la coltivazione. La cosa che mi piace di questo lavoro, di questa valle, è proprio la natura. Sentirsi parte della natura e sentire i rumori, anche mentre si è pienamente concentrati nel lavoro, comunque svegliarsi la mattina, vedere il sole, vedere la frutta, vedere i fiori, la natura in sé è la cosa più bella che c'è e ciò che mi fa andare avanti anche con questo lavoro. Qui il clima è abbastanza variabile. La primavera è fresco, piove spesso. L'estate invece può cambiare dal caldo torrido o a quelle belle giornate fresche e piovose. L'inverno ultimamente è molto più mite, ma se si mette a fare un bel inverno è anche bello fresco. Le difficoltà qui nella lavorazione, essendo una valle un po' stretta, è che ci sono molti terreni pendenti. Come vedete anche qui, se si vede, c'è una bella pendenza, un po' difficoltoso lavorare, però dai, non è impossibile. Passeggiando per i boschi o anche in giro per i prati si vedono le more selvatiche e i lamponi selvatici. Questo ha portato in passato proprio a raccogliere, a coltivare questi frutti. Inizialmente come mia mamma, raccoglievano i frutti selvatici e li portavano e li vendevano. Poi hanno cominciato a coltivarli. Per questo che è proprio una valle vocata, perché proprio in natura ci sono già le more e i lamponi. Affiancato ai piccoli frutti c'è sempre stata la zootecnia, anzi in passato prevaleva forse la zootecnia. Infatti qua prima era tutto prato dove pascolavano le mucche. Poi io ho preferito dedicarmi più ai piccoli frutti, per questo ho coltivato qui le more. Di solito le more le cominciamo a raccoglierle verso primi di agosto, metà di agosto, mentre quest'anno abbiamo cominciato più tardi, verso i primi di settembre abbiamo cominciato, adesso che siamo verso la metà di settembre siamo in piena raccolta. Anche se in adolescenza ho voluto scappare da questo mondo, perché da adolescenti si vuole sperimentare tante cose, si vogliono sperimentare tante cose, io probabilmente ero proprio destinata qua. Infatti io sono nata lo stesso anno che mia mamma ha cominciato a raccogliere i piccoli frutti. Di conseguenza io sono, se vogliamo dire, un piccolo frutto di mia mamma. E siamo andati avanti così per 40 anni e adesso tocca a me portarlo avanti con la mia bambina. Questo lavoro mi permette anche di stare molto vicina a mia figlia, come l'ha fatto mia mamma con me.
Anche la mia bambina rimane nel campo con me e mi aiuta un pochino a raccogliere o a preparare i plateau per la raccolta, ed è esattamente quello che facevo io da piccola. Portavo i plateau in campo, li preparavo, aiutavo un pochino mia mamma a raccoglierli e siamo sempre andati avanti così. Prevalentemente sono io che mi occupo un po' di tutto. Mia mamma mi aiuta anche spesso, specialmente nel trapianto e nella lavorazione delle piante. Mio marito anche mi aiuta, e durante la raccolta però ho bisogno di altro personale, quindi assumo 2 o 3 persone. La mattina non ci si sveglia prestissimo, cominciamo a lavorare verso le 7, anche perché qua è fresco. La mattina la felpina non dà fastidio. Cominciamo alle 7, appena viene il sole lo ringraziamo perché le mani sono fredde e continuiamo così a raccogliere le more, specialmente in questo periodo che è il punto massimo di raccolta, e continuiamo fino a mezzogiorno, stacchiamo un'oretta giusto per mangiare e poi continuiamo fino alla sera, fino alle 6, più o meno, 6, le 7 lì in giro. Si conclude la giornata per i lavoratori, per i dipendenti più che altro. Per me non finisce ancora perché devo preparare tutto l'occorrente per il giorno dopo. Poi si corre a casa dalla bimba, dal marito e poi così finisce la giornata. Questo lavoro mi piace perché parti da zero, parti dalla semplice piantina e la vedi crescere. Ogni giorno la vai a vedere e vedi poi i fiori, vedi il frutto che cresce e quando poi è buono è anche più bello. Mi piace vedere la mia bambina che le mangia con gusto. Le cose che non piacciono non solo a me, ma penso ad ogni agricoltore, sono le difficoltà che possono essere gli insetti, il meteo che a volte ci castiga un po', come quest'anno che ha fatto un po' di vento e ci ha fatto un po' di pasticci. Però dai, tutto sommato si spera sempre nel bene, ogni anno ce la siamo cavata, ce la caviamo tutti gli anni. La mora è una pianta pluriennale, viene piantata e così può rimanere per 10 anni tranquillamente. La primavera, appena partono le temperature un po' più gradevoli, si vede che partono i primi getti e lì possiamo già valutare quale piante tenere o meno. Non teniamo troppe piante per non fare troppa vegetazione. Poi verso aprile-maggio inoltrato, inizia la fioritura e la pianta continua sempre a vegetare. È una pianta che tende ad avere molte foglie, molti rami, e per questo poi si tende anche a tagliare anche a verde, si dice, quindi quando la pianta è verde. E poi dipende un po' dal tempo, perché anche il tempo che comanda, si cominciano a raccogliere verso la metà di agosto per concludere verso ottobre. Dove poi, quando abbiamo finito la raccolta, si tagliano le piante che hanno prodotto per lasciare spazio alle piante verdi che produrranno l'anno dopo. La mora è molto simile come aspetto al lampone, ha le sue drupeole, solamente che ha un colore molto scuro, è nero. Come gusto è acidulo, anche se lasciandole maturare bene poi diventano belle dolci. Contrariamente a quello che si crede, la mora non punge assolutamente, non è la rova, quella selvatica di una volta. La mora coltivata non ha per niente spine, sono più cattivi i lamponi. Adesso ogni coltura viene coperta perché appunto il tempo è sempre più piovoso e quindi crea molti problemi di marciume, varie malattie per la pianta. Per questo adesso si tende sempre a coprire e a proteggere la pianta da avversità, che altrimenti dovremmo risolvere con dei trattamenti, cosa che a noi non piace per niente. La mora è un frutto che non ha molte difficoltà. Ha un nemico che si chiama Ariofide, ma che tendiamo a combatterlo con degli insetti utili.
facciamo un lancio in primavera, inoltrata, e a volte ci aiuta a combatterli. La mora è un frutto che non matura velocemente, specialmente anche perché siamo a fine stagione, quindi le giornate calde sono poche e corte. Comunque la mora matura ogni 2-3 giorni, ogni 2-3 giorni noi facciamo uno stacco. Infatti vedete che possiamo avere la mora bella scura, quasi pronta al raccolto, ma anche quella completamente verde. Io sono socia Sant'Orsola da 10 anni, ma mia mamma lo è da molto di più, da 40 anni. Lei era il socio numero 33 e quindi potete capire che è da tanto che lavoriamo come soci del Sant'Orsola. Lavorare con la cooperativa Sant'Orsola ha specialmente una cosa molto positiva e per me sono i tecnici, che anche se hanno un gran da fare rispondono sempre al telefono e per ogni dubbio sono sempre al nostro fianco, anche perché nessuno nasce, come si dice, imparato, ma loro sono sempre lì che ci aiutano per ogni dubbio o consiglio. Una volta raccolto tutto il prodotto viene conferito a Sant'Orsola. Io lo conferisco 2 volte, una volta a mezzogiorno proprio per garantire la freschezza e poi la sera, quando ho finito di raccogliere. Il momento del conferimento è anche un momento di confronto con anche gli altri soci. Ci vediamo, ci confrontiamo e vediamo un po' come è andata la giornata. Questa attività mi ha insegnato che si guarda giorno per giorno, è difficile guardare a lungo termine. Comunque spero molto che questa azienda, oltre a aiutarmi al sostentamento, insegni molto a mia figlia come ha insegnato a me a vivere, a rispettare la vita e ad accettare tutto quel che viene.